Cosa vuoi fare? Fare un lavoro, stai qua in Italia, non ne vai altri paesi. Mohamed è uno dei 115 immigrati ospitati al CEIS di Vittorio Veneto e dei 15 che da oggi hanno il permesso di soggiorno per scopi umanitari. Dovrebbe essere una bella giornata per lui e invece rischia di diventare un accattone, perché nella struttura, ora per legge, non ci può più stare e non c'è niente fuori da questo cortile che possa accoglierlo. E questa è la nuova contraddizione che si profila sulla vicenda profughi nella Marca. Che la Commissione dia parere favorevole o meno, alla fine tutti rischiano di vivere da emarginati. Noi quando hanno ricevuto il permesso devono uscire dall'accoglienza di emergenza, per intenderci così, e devono essere appoggiati e adesso le prefetture stanno attrezzandosi perché possono entrare in un nuovo tipo di servizio che si chiama SPRAR, in definitiva un altro tipo di servizio in cui devono trovarsi la casa, possono avere qualche sostegno per trovare il lavoro e via dicendo. Nuove strutture di inserimento che al momento non esistono, mentre le commissioni stanno vagliando sempre più velocemente i casi. È chiaro che è una ruota della fortuna anche queste commissioni. Comunque rimane il fatto che la percentuale circa di quelli che riescono a ottenere una forma di protezione umanitaria è circa il 30% attualmente, quindi vuol dire che un 70% non la ottiene, quindi un problema da risolvere ce l'abbiamo. Infatti di rimpatri non se ne parla se prima non si fanno accordi con i paesi d'origine, mentre per chi può rimanere l'unica soluzione è una rete sociale di connazionali o i margini della società per sopravvivere. Comunque vada, gli immigrati rimarranno un problema sociale. In qualche modo dovremo affrontare il problema di quelli che non ottengono il diritto all'asilo e secondo me anche con un rientro nel loro paese, però deve essere fatto in una condizione che permetta a queste persone di rientrare per davvero, altrimenti scappano e rimangono clandestini.